Belle. Poi venerdì faccio un'ora e faccio sabato faccio un'altra ora. Ecco Ennio dei Tossi in primo piano. Ti sto riprendendo. Matti adesso in moto e piano piano. Le manovre acrobatiche senza eccezione. Sta dicendo campo lungo. Riusciamo a vedere le montagne. Aeroplano. Sto guidando. Notiamo che la caduta dei giri è abbastanza soddisfacente. Abbiamo provato l'aria calda al catturatore. Continuiamo con i controlli pre-decollo. Il motore sufficiente, l'impoveritore ha funzionato, ringraziando Dio anche questa volta. La pompa elettrica l'abbiamo inserita e la pressione è abbastanza buona. Teniamo ancora qua e siamo pronti per allineare. Vabbè, questi qui. Sì, no, ma non c'è una traversa. Ma guarda i pescatori. Aspetta che mi riguardo che... Ripeti? Ciao mamma! Attenzione pescatori, guardate.
belli, belli! Belli! Belli, sono belli! Guardali là, guarda, guarda, guardali! Guardalo, guardali, guarda il pescatore qua, ah, guarda, guarda! Guarda, guarda, firma Berto, firma! Firma gli alberi con io, guarda gli alberi con io, Berto! Vai, 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 davanti, davanti! Firma che li spieghiamo! Guarda, guarda, che bello! L'uccellone qua, guarda l'uccellone! Guarda l'uccellone qua, vedi? Lo vediamo con l'ala, guarda! Bello, bello, bello! Firma Berto! Sì, sta bello! Non mettiamo una sventolata. Adesso andiamo su e quando torno ci saranno i cavalli. Tirati un po' su, va. Sento,
Ovviamente abbiamo ripreso una quota un pelino superiore, stiamo sorvolando la città. In questo momento il pilota mi comunica che non si ricorda più come è possibile atterrare. Salvolare ha un pochino rasentato il viale, ma è in grosse difficoltà, sta tremando, aiuto, sta tremando, e io purtroppo sono un operatore TV, non conosco assolutamente il mezzo, è la prima volta anch'io che salgo su un aereo. Ecco, guardate il pilota in che condizioni è ridotto, guardate, ecco, e purtroppo da queste immagini, occhio che non si stacchi sul serio il timone, e purtroppo la situazione è estremamente, ecco, come potete notare abbiamo dei seri problemi all'atterraggio e la questione sta diventando molto seria. Guarda che stamattina è sfiorato con l'ala, tra l'altro, il prato. Purtroppo c'è un problema d'atterraggio che è notevole. Il pilota ha brancato una leva qui sotto di me, si è anzi attaccato in una maniera e non riusciamo sinceramente a capire niente cos'è questa leva. Aiuto, aiuto, oddio, aiuto, oddio, aiuto, aiuto. Ecco, qui finiscono i nostri giorni. Ecco, sto dicendo le mie ultime preghiere, sento dei pedali che si muovono sotto di me in una maniera incredibile. Ecco, puoi metterlo dritto perché a questo punto l'effetto non c'è più. Continua. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo, ma come va? Ecco, ma in qualche modo, oddio, penso che un miracolo si sia... eccolo, eccolo, ecco, sentite l'ansimazione? Solo che io ansimo di più ancora, a dire il vero. Adesso chiediamo il parere facendo vedere il filmato al responsabile della sicurezza del volo, in modo che faccia vedere a tutti i giornalieri vedere un decollo tirato dell'India Uniforme Bravo. Anzi, riprendo io, dai, tu mi avvisi se arrivo là. Ecco, è sempre in testata pista per le prove, per i controlli.